Partecipa anche tu alla terza edizione del Festival Internazionale di Officina Mediterranea. La prima tappa, Foggia, presenta un concorso in collaborazione con il Festival della Scienza di Foggia, dal titolo Aberrazioni dell'intelligenza artificiale, scienza, fantascienza, fantasy. Le categorie in gara sono saggistica, racconti, narrativa, poesie, artigianato artistico, pittura, scultura, fotografia e fumetto. Invia le tue opere entro il 18 aprile. Premiazioni il 22, 23 e 24 maggio, presso la sala del Tribunale di Palazzo Dogana, Foggia. Non restare spettatore, entra nel cuore del festival e porta la tua visione, la tua voce, il tuo talento. Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra puntata numero 123. Come sapete tutti, io avevo interrotto la programmazione ordinaria per dedicare una serie di trasmissioni alla guerra e continuerò a farlo dalla settimana prossima perché secondo me è una priorità parlare delle guerre e di quello che ci sta dietro alle guerre, perché cerchiamo di creare consapevolezza nei nostri ascoltatori, negli amici che ci seguono. Stasera invece ritorno alla programmazione normale, perché in questa settimana, nella settimana di Pasqua, è tutto più difficile, quindi era abbastanza improponibile organizzare qualcosa di diverso. E parlerò delle inquisizioni, poi spiegherò perché ho usato il plurale anziché il singolare e poi dopo la sigla spiegherò anche perché ho voluto affrontare questo argomento. Adesso, prima della sigla, voglio lanciare una trasmissione che sta preparando il nostro Maurizio Scillitani per martedì prossimo. Vi invito tutti a non perderla. Maurizio è un nostro redattore, un redattore di Officina Mediterranea, acuto e attento osservatore delle questioni contemporanee, e poiché è anche un conoscitore, profondo conoscitore di tutte le situazioni, riesce a collegare tra loro cose molto lontane, molto disparate. Quindi in questa trasmissione di martedì ci saranno diversi ospiti e si partirà da un fatto che è l'esistenza di ben 10 rampe di lancio in Puglia, rampe di lancio di missili abbandonate da decenni, e da questo fatto poi si trarranno varie considerazioni, si partirà insomma per un'analisi più ampia di tutte le questioni. Ma detto questo, io mi fermo qui e chiedo a Donato di mandare la sigla per poi iniziare la trasmissione. Ci sono argomenti che su internet periodicamente ritornano. Quando questo succede, poi si scatenano discussioni, polemiche, poi magari per 6-8 mesi non se ne parla più. Tra questi argomenti ultimamente c'è appunto quello della Inquisizione. Ho visto che ci sono stati molti post, molti commenti, molti articoli su questo argomento, e allora ho pensato di fare un poco di chiarezza. In realtà
L'Inquisizione non è stata una sola, ci sono state diverse inquisizioni e comunque l'Inquisizione è un fenomeno che ha attraversato sostanzialmente molti secoli per arrivare alle soglie della modernità. Incominciamo a vedere quindi come nasce la prima Inquisizione, anzi voglio fare prima l'elenco di tutte le Inquisizioni che ci sono state. La prima è stata l'Inquisizione della Chiesa cristiana, poi vediamo quando è nata, tra il 1184 e il 1231 sostanzialmente. Accanto a questa Inquisizione poi ci sono state le Inquisizioni spagnola e portoghese, che sono nate molto dopo. L'Inquisizione spagnola, per l'esattezza, è nata nel 1478 e quella portoghese poco dopo, intorno al 1530. Ma accanto a queste inquisizioni che hanno riguardato prima il mondo cristiano e poi il mondo cattolico, ci sono tutte le inquisizioni che ci sono state poi nel mondo protestante, perché dopo la nascita del protestantesimo, dopo che alcune chiese si sono staccate dalla Chiesa cristiana, dando vita alle chiese protestanti, anche nelle nazioni di queste chiese è continuata l'Inquisizione. Quindi c'è l'Inquisizione tedesca, l'Inquisizione danese, l'Inquisizione scozzese, l'Inquisizione inglese. Quindi, come vedete, le Inquisizioni sono tante, non ce n'è una sola. Cominciamo però dall'inizio, dalla madre di tutte le Inquisizioni, cioè dalla Inquisizione della Chiesa cristiana. Perché nasce questo istituto? Questo istituto nasce dalla esigenza di combattere le eresie. Nella Chiesa cristiana ci sono stati due grandi periodi di eresie. Le eresie dell'antichità, che si sono sviluppate principalmente nel III secolo d.C., e poi ci sono state queste eresie medievali. Lasciando perdere le differenze tra queste due grandi categorie di eresie, che sarebbe interessante analizzare, ma poi faremo una trasmissione apposta sulle eresie, vediamo che queste eresie nate nell'anno 1000, nate dopo l'anno 1000, nel corso del 1100, sono eresie molto pericolose per la Chiesa cristiana, perché sono eresie che non riconoscono l'autorità della Chiesa cristiana. Cosa è successo? È successo che in tutta Europa sono nati una serie di movimenti pauperistici, movimenti che volevano riportare la Chiesa ai suoi principi originari della carità, della povertà, eccetera. Perché la curia, la vita nella reggia papale era diventata una vita mondana, come quella di tutte le altre, anzi addirittura anche più ricca, più sfarzosa di quella delle altre regge. In realtà nell'anno 1000 i monarchi, i re, i principi non è che vivessero in una maniera tanto più sfarzosa rispetto al popolo. Però la Chiesa, la curia, la reggia papale era diventata veramente molto mondana, molto sfarzosa, e poi a pioggia ovviamente questa sfarzosità era ricaduta su tutti i vescovadi e su tutte le strutture di vertice della Chiesa. Il popolo voleva quindi richiamare le autorità ecclesiastiche alla povertà, alla carità, e quindi nacquero tutti questi movimenti pauperistici. Alcuni di questi movimenti si mossero all'interno della Chiesa, altri invece si posero contro la Chiesa. Tra questi movimenti che si posero contro la Chiesa e che contestarono l'autorità romana, ce ne sono due particolarmente importanti, quello dei Catari e quello dei Valdesi. In realtà, specialmente per quanto riguarda i Catari, c'erano anche delle differenze ideologiche con la
religione ortodossa. Ma questo lo lasciamo in secondo piano. Quello che importa più di tutto è che questi movimenti eretici non riconoscevano l'autorità della Chiesa di Roma, in particolar modo non riconoscevano l'autorità dei predicatori nominati dalla Chiesa di Roma. Volevano avere dei predicatori loro, volevano leggere il Vangelo alla loro maniera e stava nominando questi movimenti alla base il seguito della Chiesa, perché si stavano espandendo. È vero che questi movimenti avevano un centro geografico. I Valdesi si erano sviluppati principalmente nelle valli tra il nord del Piemonte, il sud della Francia e il sud della Svizzera, e i Catari si erano sviluppati principalmente nel sud della Francia, avevano la città di Albi come loro capitale, difatti venivano detti anche albigesi. È vero questo, ma è anche vero che in tutta l'Europa si erano diffusi tanti piccoli gruppi che si richiamavano a questi movimenti. Ad esempio nella penisola balcanica c'erano tanti piccoli gruppi che si definivano anche loro catari. Quindi la Chiesa fu costretta a intervenire. Prima intervenne con una grande violenza, addirittura fu istituita una crociata contro i catari, che tra i due movimenti erano quello sicuramente più pericoloso. E questa crociata è molto nota, è la crociata contro gli albigesi, che aveva proprio come obiettivo quello di sradicare questa eresia dalle radici. Quindi fu effettuato un vero e proprio genocidio. E lo vedremo tutto questo quando parleremo delle eresie, perché a noi adesso in questo momento non interessa tanto approfondire il discorso su questi movimenti, ma ci interessa capire come la Chiesa decise di reagire. Prima reagì appunto con la violenza, ma poi quando si accorse che in realtà questi movimenti si erano sviluppati e si erano radicati in tutta l'Europa, decise di intervenire in maniera più chirurgica. Quindi venne istituito questo grande tribunale, che era il Tribunale della Inquisizione. Il Tribunale dell'Inquisizione, come vi ho detto, nasce tra il 1184 e il 1231. Nel 1184 viene annunciato in una bolla che si chiamava Ad abolendam heresium pravitatem, viene annunciata questa struttura che poi viene finalmente istituita nel 1231. Come funzionava questo tribunale? C'era una testa a Roma che veniva chiamata Congregazione della Sacra Inquisizione, che era costituita da cardinali nominati dal Papa, e a capo di questa congregazione c'era il Papa. E poi c'erano una serie di piccoli tribunali itineranti che giravano tutta l'Europa alla ricerca degli eretici. Notate che non ho usato il termine alla caccia degli eretici, perché all'inizio non fu una caccia, fu una ricerca nel vero senso della parola. Venivano cercati gli eretici, venivano avvicinati e si tentava di convincerli a tornare sulla retta via. Quindi c'erano questi tribunali itineranti. Io adesso provo anche a descrivervi queste carovane. Ovviamente vi descrivo una carovana tipo, poi è logico che i casi saranno stati chissà quanti. Normalmente questi tribunali si muovevano in carovana. La carovana era costituita in questa maniera. All'inizio c'era un carro con le guardie, per ovvi motivi. Dietro a questo carro c'era poi un carro con delle guardie speciali che noi oggi con termini moderni chiameremmo ispettori, cioè erano delle guardie specializzate che appena si arrivava in un paese si mettevano in circolazione, in giro alla ricerca degli eretici. Poi c'era il carro con l'inquisitore e con il suo vice che veniva chiamato vicario. Poi c'era uno o più carri con delle gabbie per il trasporto di eventuali prigionieri,
e poi tutto si chiudeva con un altro carro con delle guardie. Ovviamente questo in linea di massima, è logico che considerato che l'Inquisizione è durata secoli, chissà questa struttura quante volte sarà stata cambiata. Comunque grosso modo funzionava così. Quindi il tribunale itinerante arrivava in un paese e l'inquisitore faceva un bel discorso nel quale invitava tutti a seguire la retta via e invitava gli eretici a consegnarsi e invitava tutti anche a denunciare eventuali eretici. Come vi ho detto all'inizio, tutto questo avveniva senza molta violenza, anzi per nulla. Però a un certo punto i giudici inquisitori che erano quasi sempre domenicani, in qualche caso erano francescani, però generalmente erano domenicani, si vollero far autorizzare ad usare la tortura. L'autorizzazione arrivò nel 1252 con una bolla chiamata Ad Extirpanda, però ovviamente la cosa all'inizio fu molto moderata, nel senso che questa bolla prevedeva sia pure l'uso della tortura. Oggi a noi questo scandalizza, ma all'epoca la tortura era il metodo di indagine normale in tutti i tribunali civili di tutto il mondo. Comunque in questa bolla si dice che la tortura non deve arrecare danni permanenti e non deve provocare eccessive sofferenze. Poi ovviamente con il tempo anche queste moderazioni vennero meno, ma all'inizio la situazione era questa e quindi questi tribunali andavano in giro a cercare gli eretici. Questo è l'inizio dell'Inquisizione. L'inizio dell'Inquisizione è una ricerca degli eretici paese per paese per estirpare questa malapianta che stava minando alla base il seguito della Chiesa. Ora però che succede? Succede, come sappiamo tutti, che a un certo punto l'Inquisizione comincia a cacciare nel vero senso della parola le streghe. Quindi si ha una trasformazione da struttura nata per convertire gli eretici. L'Inquisizione della Chiesa cristiana diventa qualche altra cosa, diventa una struttura con la quale si cacciano le streghe. Quando vengono autorizzati i tribunali inquisitori a cominciare anche quest'altra attività, vengono autorizzati tra il 1330 e il 1340, ma non avrebbero avuto bisogno di un'autorizzazione del genere, perché nella bolla che istituiva l'Inquisizione era scritto esplicitamente che questi tribunali operavano per la conversione degli eretici e tutto il resto, ma operavano anche contro coloro che con arti superstiziose cercavano di danneggiare il prossimo, e quindi in questa categoria rientravano tranquillamente le streghe. Ma a questo punto dobbiamo chiederci com'è che nasce questa psicosi delle streghe, perché è evidentemente una psicosi. I motivi sono molti, non ce n'è uno solo, ma ovviamente ognuno dice la sua. Ci sono storici che dicono che si è trattato di un disagio collettivo dovuto all'ampliamento degli orizzonti. In realtà ci potrebbe essere anche un altro motivo, e che è legato alle epidemie che si sono verificate una dietro l'altra nel 1300. Nel 1300 l'Europa è stata flagellata da una serie di epidemie, delle quali la più nota è quella della peste nera, e queste epidemie hanno cambiato il mondo, hanno trasformato la vita in una specie di inferno sulla terra.
Con la peste nera addirittura morì 1/3 della popolazione europea, quindi le città si spopolarono, ma più che altro si spopolarono le campagne, quindi seguirono carestie e seguirono altre malattie. E quindi, secondo me, in una situazione del genere cosa succede? Succede quello che succede sempre in situazioni simili nella storia dell'umanità: dagli all'untore. Cioè, a un certo punto si cominciò a cercare i responsabili di questo inferno, cioè si cominciò a pensare: ma chi è che ha venduto la sua anima al diavolo per consentirgli di camminare tra di noi? Perché anche all'epoca, come oggi, ovviamente si pensava che il diavolo cammina sulle gambe degli uomini. E quindi si cominciarono a cercare i responsabili di tutto questo. Ma ci sono anche altre motivazioni, adesso non è il caso di analizzarle tutte. Sta di fatto che nasce questa psicosi collettiva delle streghe e quindi il Tribunale dell'Inquisizione, che oramai di eretici non ne trovava più, un po' perché erano stati appunto uccisi, un po' perché erano spariti, un po' perché si erano fatti furbi, avevano imparato a nascondersi. Il Tribunale dell'Inquisizione cominciano la caccia alle streghe. Caccia alle streghe che raggiunge il suo massimo, il suo apice, in un momento in cui noi non ci possiamo proprio immaginare che possa essere successa una cosa del genere, cioè alla metà del 400, tra la metà del 400 e i primi anni del 500, cioè negli anni di Michelangelo, di Raffaello, negli anni dei grandi poeti, negli anni del Sannazzaro, del Pontano, del Ludovico Ariosto, cioè in questi anni, questi sono stati gli anni nei quali la caccia alle streghe ha raggiunto il suo vertice, il suo apice. Abbiamo detto che a un certo punto a questa inquisizione si aggiungono le inquisizioni spagnola e portoghese. L'inquisizione spagnola nasce nel 1478, nel 1400, intorno alla metà del 1400, ed è voluta da Isabella d'Aragona e da Ferdinando il Cattolico, i quali devono insistere parecchio con il Papa per essere autorizzati a istituire questa inquisizione. E l'inquisizione spagnola fu certamente più spietata della inquisizione della Chiesa cristiana. L'inquisizione spagnola, quello che dico per l'inquisizione spagnola vale pari pari per l'inquisizione portoghese, non aveva come scopo di combattere gli eretici che non c'erano più, oramai erano spariti o si erano molto abilmente camuffati, né ha come scopo quello di cacciare le streghe. L'inquisizione spagnola ha come scopo quello di rendere cristiana, integralmente cristiana, la società spagnola, perché la società spagnola all'epoca accoglieva moltissimi ebrei e moltissimi arabi che si erano anche in parte convertiti al cristianesimo, ma si riteneva che molti di questi arabi si erano ufficialmente convertiti, ma in realtà fossero rimasti islamici. E in realtà quindi fu una persecuzione nei confronti degli spagnoli che non erano cattolici. Ora, a pensar male si fa peccato, ma difficilmente si sbaglia. Una delle pene accessorie della condanna nel caso in cui il processo terminasse con una condanna era quella della confisca dei beni. Anzi, questo forse avrei dovuto dirlo proprio all'inizio, quando ho parlato dell'inquisizione nei confronti degli eretici, quando l'inquisizione ancora riguardava solo gli eretici. In realtà molte volte gli eretici, anche quando venivano riconosciuti come tali, non venivano condannati a morte, ma peggio, gli venivano confiscati i beni, che all'epoca era peggio che essere condannati a morte. Quindi l'inquisizione spagnola incominciò a incamerare i beni degli ebrei che stavano in Spagna
e degli arabi, sia di quelli che non si erano convertiti, sia di quelli che si erano convertiti, ma poi si dimostrava che nella sostanza non si erano realmente convertiti. La Spagna e il Portogallo esportarono questo tipo di inquisizione anche negli altri territori controllati, quindi anche in Sicilia, per esempio, nelle colonie, ma non nel Regno di Napoli, perché ci fu una forte opposizione da parte del popolo e dei nobili napoletani, i quali di fronte ad un tipo di tribunali del genere cominciarono ad avere paura di perdere anche i loro beni. Quindi il popolo li appoggiò e l'Inquisizione spagnola non è mai entrata nel Regno di Napoli. Le Inquisizioni, come ho detto, hanno anche dei capitoli nel mondo protestante. Cosa succede? L'Inquisizione, come ovviamente avete capito tutti, era costituita da questi tribunali che camminavano, che si spostavano per tutta l'Europa, quindi esisteva anche nell'Europa del Nord, in Germania, in Inghilterra, dappertutto, in tutti gli stati cattolici, cristiani. Quando iniziano a staccarsi alcuni di questi stati dopo la protesta, dopo l'inizio della lotta, diciamo, tra i protestanti e i cristiani, e questi stati si trovano già con la caccia alle streghe in essere, in atto. La riforma, come sapete tutti, parte dalle 95 tesi del 1517 e poi di lì a poco cominciano i vari principi, prima di tutto tedeschi e poi anche degli altri stati, a staccarsi e a creare delle chiese autonome. Ma si trovano tutti questi principi con una caccia alle streghe già in atto. Siamo nel 1520, 1530, ecco. Quindi si trovano con questa caccia alle streghe già in atto e la continuano. Non è che interrompono questo fenomeno, non solo la continuano, ma la esasperano, perché la caccia alle streghe negli stati protestanti ha prodotto molti più morti di quanti ne abbia prodotto negli stati cattolici. Anzi, lo stato nel quale si calcola che ci siano stati il maggior numero di streghe o di stregoni uccisi è stata la Germania, dove se ne contano circa 6.000. In tutto la caccia alle streghe ha prodotto tra i 40.000 e i 60.000 condannati a morte, bruciati. L'episodio più eclatante è il rogo di Treviri. In questa città tedesca furono bruciati la bellezza contemporaneamente di 536 individui. Io dico sempre individui, streghe e stregoni, perché contrariamente a quello che si crede, le streghe non erano solamente donne, circa un terzo dei morti erano uomini. Ma non si può dire, non si può usare per loro il termine stregoni, perché il termine stregone è un termine benevolo, non è un termine adatto a questa situazione. Dovremmo dire che furono uccise tra circa 50.000 persone che praticavano la stregoneria tra maschi e femmine, tra uomini e donne. Un'altra nazione nella quale la persecuzione alle streghe è stata ferocissima è stata la Scozia. Comunque, insomma, nascono tutte queste strutture, diciamo, in questi stati protestanti con le quali si continua la lotta alle streghe. Quindi sono inquisizioni anche queste. In realtà gli stati protestanti però per la caccia alle streghe utilizzavano
i tribunali normali, i giudici ordinari, raramente hanno creato qualche struttura speciale per compiere questo tipo di indagine. Comunque, questa è la situazione. Quindi abbiamo un'inquisizione centrale, che è l'inquisizione romana, accanto alla quale si aggiungono poi la Inquisizione spagnola e l'Inquisizione portoghese nel campo del mondo cattolico, e poi si aggiungono tutte queste inquisizioni organizzate ognuno a modo suo, perché poi ogni Stato ha organizzato la persecuzione, ogni Stato protestante ha organizzato la caccia alle streghe, la persecuzione delle streghe a modo suo. Quindi, come vedete, sono veramente un grande numero di inquisizioni. Come finiscono le inquisizioni? Le inquisizioni finiscono un poco per volta. Nella maggior parte dei casi, quando c'è un provvedimento definitivo con il quale si abolisce l'inquisizione, già da tempo non esisteva più. In Francia l'ultimo cardinale responsabile dell'inquisizione francese, l'ultimo capo inquisitore della Francia, muore intorno al 1550-1560 e non viene nominato un suo successore, quindi di fatto l'Inquisizione si svilisce, e poi ci saranno anche dei provvedimenti legislativi in epoca bonapartiana, con la quale viene completamente vietata, viene completamente cancellata. In Spagna il decreto con il quale viene abolita la Inquisizione spagnola è del 1834, ma anche in quel caso già da moltissimi anni non c'erano più persecuzioni. La stessa cosa avviene in Portogallo. La Inquisizione portoghese viene abolita con un decreto del 1821. Per quanto riguarda l'Inquisizione nei paesi protestanti, come ho detto, nei paesi protestanti non erano state istituite delle strutture specifiche, quindi a mano che la psicosi delle streghe finisce, termina la loro persecuzione. L'ultima strega bruciata sul rogo, ecco, è un triste primato questo, che spetta alla Svizzera, avviene appunto, l'ultima strega viene bruciata in Svizzera, ed è un caso molto noto, il caso di Anna Goldi, e la sua morte avviene addirittura nel 1782, cioè in un'epoca nella quale oramai i lumi hanno preso il sopravvento. Però in Svizzera c'era una forma di religione protestante molto rigorosa, sostanzialmente la più rigorosa di tutte, il calvinismo. La Inquisizione cristiana si esaurisce, appunto, come ho detto, in Francia. A un certo punto non nominano più il vicario, capovicario francese, e così in tutti gli altri territori controllati dalla Chiesa cristiana. Però se i tribunali itineranti smettono di girare a mano che vanno in pensione, diciamo così, anche se il termine di andare in pensione è un po' contemporaneo all'epoca, non credo che si usasse questa terminologia. A mano che gli inquisitori e tutta la loro combriccola si ritirano, non vengono nominati nuovi inquisitori. Però se la periferia si esaurisce in questa maniera, la testa dell'Inquisizione rimane sempre attiva. Cosa è successo a Roma? A Roma è successo che a un certo punto questo istituto, che all'inizio, come ho detto, questo super tribunale che controllava tutti gli altri tribunali, che si chiamava Congregazione della Sacra Inquisizione, a un certo punto viene trasformato
in un qualcosa di più stabile, cioè viene dato proprio un edificio a questa struttura e questo avviene nel 1542 e cambia anche il nome. Questo tribunale viene chiamato Sant'Uffizio. Il Sant'Uffizio non ha mai smesso di esistere, ha smesso di avere, diciamo, dei tribunali itineranti, ha smesso ovviamente da tantissimi anni di svolgere un'attività di persecuzione nei confronti delle streghe, ma non ha mai smesso di esistere e nel 1965 è stato trasformato in congregazione, anzi poi dicastero per la dottrina della fede. Quindi quando noi oggi andiamo a Roma e andiamo a vedere il palazzo il palazzo dove è situato il dicastero per la dottrina della fede, noi vediamo il palazzo nel quale nel 1500 venne collocato il Sant'Uffizio, che era il tribunale a capo di tutta l'attività dei tribunali inquisitori. Io non l'ho detto prima, lo dico ora, mi sono limitato stasera a tracciare le grosse linee di questo fenomeno, perché sull'Inquisizione ci sono libri, saggi, c'è di tutto, però se si sanno queste cose che ho detto io ora, ci si riesce ad orientare, cioè si prende in mano un libro che parla dell'Inquisizione spagnola e si sa già di che cosa si tratta, cioè di un'inquisizione molto particolare, nata in un certo momento e che certamente non ha niente a che vedere con la Inquisizione originaria, quella romana. E anche una cosa che a molti sfugge, Inquisizione, eretici, streghe. No, è una cosa questa che si sussegue nel tempo. Prima l'Inquisizione parte per controbattere le eresie, quando le eresie finiscono, perché gli eretici un po' finiscono veramente e un po' trovano riparo nei luoghi più sperduti dell'Europa, e questi tribunali, questa Inquisizione comincia a perseguitare le streghe. Perché nasce questa psicosi delle streghe? Vallo a capire. La psicologia umana è complessa e quindi inizia la caccia alle streghe che poi, come vi ho detto, poco per volta si esaurisce, finisce un po' da sé e poi ci sono anche, come ho detto prima, tanti provvedimenti legislativi che chiudono definitivamente il capitolo della caccia alle streghe. Io penso di aver detto tutto quello che era necessario dire. Ecco, ho detto il necessario. Poi con i nostri medioevalisti approfondiremo alcuni aspetti di questo discorso, ma per il momento, come descrizione del fenomeno nella sua essenzialità, penso che va più che bene quello che ho detto io. Ci vediamo quindi la settimana prossima. Vi ricordo l'appuntamento di martedì con la trasmissione di Scillitani, del nostro Scillitani, e poi ci sarà un'altra puntata di storia. Credo la settimana prossima sicuramente vorrei fare uno special il sabato, vediamo un po' cosa riusciamo a organizzare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto tutti e vi do la buonanottata. Partecipa anche tu alla terza edizione del Festival Internazionale di Officina Mediterranea. La prima tappa, Foggia, presenta un concorso in collaborazione con il Festival della Scienza di Foggia, dal titolo Aberrazioni dell'intelligenza artificiale, scienza, fantascienza, fantasy. Le categorie in gara sono saggistica, racconti, narrativa, poesie, artigianato artistico, pittura, scultura, fotografia e fumetto. Invia le tue opere entro il 18 aprile.
Premiazioni il 22, 23 e 24 maggio, presso la sala del Tribunale di Palazzo Dogana, Foggia. Non restare spettatore, entra nel cuore del festival e porta la tua visione, la tua voce, il tuo talento.